sono Walter Toffoloni. Non mi considero un designer, ma più un artigiano, che dagli anni 60 e forse anche prima si è installato nella zona della sedia, si è innamorato e lì è rimasto. Il design e tutto quello che gli sta attorno fa ancora paura alla gente che non l'ha sperimentato, ma dopo funziona, ma dopo si vende, ma dopo le paure sono queste. Il buono del design è quando l'oggetto che tu fai rispetta le esigenze di chi lo adopera e le esigenze di chi lo produce. La storia della sedia manzanese continuerà e continuerà bene. Sono Enrico Franzolini. Ho iniziato il mio mestiere di architetto negli anni '80. Il bello e il buono nel design sono un po' la stessa cosa, proprio perché un buon progetto deve contenere in sé delle finalità sia estetiche ma anche funzionali. Il design è strettamente legato all'industria, piccolo o grande che sia, e stiamo parlando comunque di un'industria che prevalentemente, almeno per quello che mi riguarda, è sempre stata riferita al settore del mobile. Non mi sono mai fermato al Friuli, ho sempre cercato di guardare oltre e di avere esperienze che potessero avere un respiro più ampio. Sono Paolo Lucidi, sono un progettista industriale. Sono Luca Pevere, Lucidi Pevere Design Studio. Oggi il buono del design sono quei prodotti che cercano di aprire nuove sfide. Dobbiamo sicuramente molto al nostro territorio perché è da qui che nasciamo. Contiamo che il territorio impari sempre di più a capire l'importanza che il design ha. Ci piace molto pensare al design come design silente. In molti casi ci sono figure che hanno lavorato sulla qualità restando lontano da quelli che erano i riflettori della carta patinata. Un'altra caratteristica che pensiamo di aver ereditato dal territorio, oltre al fare in modo silenzioso, è la concretezza del fare. Paolo Martinij, provo a fare il designer. Il bello del design è la sua complessità e la sua completezza. Il design non è fatto solo di creatività, è fatto anche di competenze, è fatto di ricerca, è fatto di curiosità. Sono Edoardo Petri. Il bello del design è la creazione, perché fare design permette di realizzare in totale libertà spesso i propri oggetti e le proprie idee. Io sono Claudio De Cecco di Untitled Code. Il bello del design è guardare il mondo con occhi diversi. Mi chiamo Marina Cons e sono architetto. Il bel design è quello libero dal valore estetico. Il design è relazione che si instaura tra l'oggetto e l'ambiente, l'oggetto e lo spazio urbano. Mara Picco, mi occupo di design, collaboro con un altro designer che si chiama Roberto Foschio. Il designer è come un pasticcere, ha una serie di ingredienti, una serie di elementi che deve mettere assieme per ottenere un qualcosa. Il bello del design è poter mettere qualcosa di se stessi all'interno del prodotto. Io sono Paolo Gabbai, designer. Il buono del design è la componente sociale che questa disciplina porta con sé e può infondere anche nel contesto in cui viene inserito il prodotto. Il bello del design riguarda l'interdisciplinarità, la novità, perché indipendentemente da dove ci si trovi, il design è sempre comunque un movimento di avanguardia. Cosa sono? Sono un architetto, ma non faccio l'architetto, sono uno storico dell'arte, sono un critico d'arte, sono giornalista, tante cose, praticamente niente. L'unica cosa certa è che non sono un designer. Mi piace il design perché ha l'attenzione verso la forma dei sogni dell'uomo ancora prima che gli uomini abbiano sognato. E mi sembra che ogni oggetto di design abbia in fondo un racconto, abbia una storia da raccontare da cui poi partono altre storie. Sono Davide Cumini e faccio di professione l'architetto, nonché ogni tanto mi diletto nel design. Per me il bello del design è quello per cui noi lavoriamo di solito, cioè vedere un'intuizione che diventa realtà, diventa una forma
diventa un prodotto, che sia un oggetto, uno spazio, piuttosto che un segno grafico. È tutto design inteso come interior, come architettura e come grafica. Il buono del design, che per me è sinergia. Il bello non esiste più nel design, è stato sostituito dalla quantità, dall'inflazione, dalla precarietà. Il design è più vicino alla moda, più vicino al manierismo, piuttosto che a quello che noi consideriamo o abbiamo considerato arte come bello. Mi chiamo Lucia Mainetti, potrei definirmi una lavoratrice postmoderna, sono casalinga, grafica. Per il design ci vuole testa e per la testa ci vuole design. Sono Carmen Marchese, sono un'artigiana. Il bello del design è mettermi alla prova con la materia stessa. Io sono un interior designer, occupo del design del bello, ovvero sia realizzo saloni di bellezza e spazi dove si va per diventare belli. La mia è una forma di design non convenzionale, nel senso che non si avvera attraverso il progetto che andiamo a sviluppare, ma attraverso il successo che il nostro progetto infonde ai prodotti per i quali sviluppiamo design. La nostra missione quindi come designer e come professionisti è quella di aiutare le aziende a riconoscere il proprio potenziale commerciale. Mi chiamo Davide Bonanni, sono un industrial designer. Per me il bello del design è che il design è il mestiere più bello del mondo, perché è un mestiere che non è una scienza, non è una cosa data, aperto a 360 gradi sul mondo, sul modo di progettare, prodotto su qualsiasi cosa. Quindi noi come progettisti, come designer possiamo reinventarci ogni giorno. Sono Tommaso D'Olivo, designer, mi occupo di prodotto e di grafica. Per me il bello del design è l'opportunità che offre di migliorare, diciamo, la vita delle persone. Non sempre accade, migliorare la vita attraverso degli oggetti che possono essere sia di comunicazione, questo attraverso magari una ricerca per quanto riguarda materiali innovativi, nuove soluzioni che possono anche offrire un benessere di sensazione, benessere dato da una forma o da certe cromie.